E io posso dirvi che qui c'è il sole, invece c'è un sole meraviglioso, e c'è il sole anche per questo bravissimo autore catanese, nostro orgoglio, che è venuto oggi a trovarci, autore di Lele, come avete sentito, di Mengoni, di Lorenzo Fragola, di tanti altri. Adesso ne parliamo con lui. Ladies and gentlemen, Rory Di Benedetto, buongiorno. Grazie, ciao a tutti, sei troppo buona. Io credevo che il sole fossi io, invece no. Vabbè, no, anche okay. tu sei il sole, dai, anche tu, perché è arrivato con un bel sorriso, poi fuori diretta mi ha detto la briscola pazza è quella che mi piace di più. Con questo tappeto qui verde, questo colore verde, siamo a stupendo. posto. Dobbiamo trovare il quinto, perché non si trova mai quando si gioca a briscola pazza, sempre manca ma sempre non tutti quinto. sono pazzi come noi. Va bene, dai, torniamo a noi, mi permetto, perché con Rory c'è un'amicizia ormai, quindi possiamo scherzare, sì. Poi lui è simpaticissimo, quindi tanto ciao a tutti gli ascoltatori. Ecco, cominciamo dal ciao e cominciamo da una delle tantissime soddisfazioni che Rory Di Benedetto sta avendo, ultima, proprio fresca, con Lele, che ha vinto il Festival di Sanremo Giovani. Voglio dire, non ancora è poco. Dobbiamo percepirla questa sensazione, che non è passata. Senti, ma questa canzone, ora Mike, tu sei tra gli autori, tu, Lele, Rosario Canale, che tra l'altro ora parleremo anche di quest'altro capitolo. Come è nata questa collaborazione con Lele, intanto, giusto per conoscere meglio a fondo oramai? Intanto parte dalla fiducia che lui e la sua etichetta discografica hanno avuto nei confronti nostri, perché il discografico, l'art director Sony Pico Cibelli, ha proposto questa write session con Lele, e Lele ha accettato per la fiducia che ha, perché lui è un bravissimo autore, un bravissimo compositore, un grande musicista, e quindi è venuto giù da noi qualche mese prima, 2 mesi prima circa, a Reggio Calabria, in studio da noi, e abbiamo lavorato 4 giorni, full immersion. Chiamiamo full immersion perché la mattina dormivamo. Ecco. Quindi, perché a tutti quanti piace dormire. E come? E poi iniziavamo a mettere qualche idea poco prima di pranzo, perché già era tardi, pranzavamo prima, e dopodiché il pomeriggio ci mettavamo subito dopo pranzo in studio, fino a sera 8, 9, anche 10, e poi andavamo a cena. Quindi facevamo allora dormivamo, pranzavamo, cenavamo ovviamente, e giocavamo in quelle ore più che altro. No, abbiamo fatto comunque, a parte gli scherzi, 4 giorni così, sono nati ben 6 brani in 4 giorni, 3 sono finiti nel disco che è uscito adesso, Costruire 2.0, tra cui il brano di Sanremo, altri 3 stanno nel cassetto, quindi. Una bellissima soddisfazione. Bellissimo, parliamo sì. di Lele, vincitore e ringraziamo di Lele per la infatti. fiducia. Lo salutiamo, tra l'altro abbiamo avuto modo di chiacchierare anche con lui quando eravamo a Sanremo. E poi dovete sapere che Rory Di Benedetto è un bravissimo autore, parte anche da cantante, musicista. Ecco, come comincia questa voglia di scrivere, Rory? Perché l'autore, no, canta pure. Qui è una storia un po' lunga. Diciamo che io inizio anche un po' tardi, ti dico, perché a 18 anni parto, faccio il militare. Appena rientro parto per lavoro, perché giustamente qui all'inizio in Sicilia non c'era tantissimo, non c'è, ma c'è nascosto il lavoro. Comunque non parliamo adesso di lavoro in Sicilia. Quindi decido di partire e vado 5 anni a Rimini. A Rimini nasce questa passione perché improvvisamente mi trovo in un gruppo e anche il mio titolare si scriveva le canzoni. Quindi inizio a notare questa cosa che già da piccolo mi piaceva, però inizio ad avere un po' più tempo per dedicarmi. Inizio infatti tardi, avevo 21 anni nel 2006, quindi quanto sono? 11 anni fa, già 21-22 anni, ho iniziato abbastanza tardi, metto su un gruppo quando rientro di nuovo in Sicilia, iniziamo a fare delle serate, a cantare. Mi accorgo di non essere un grandissimo cantante, questa autocritica che funziona a volte, e però nel frattempo iniziavo a scrivere per me e la mia band. Da lì inizio a fare delle conoscenze, a studiare, a fare sacrifici, parti, torna, Milano, Napoli, Palermo, dappertutto c'ero io, fino ad arrivare ad oggi, ad avere la fortuna di aver conosciuto anche le persone giuste che mi hanno dato la possibilità di farmi ascoltare, e oggi siamo qui. Senti, a proposito di persone giuste, io ne approfitto anche per salutare Nello, perché mi fa piacere farlo in amico. Questa occasione. Un bacione. Nonché il mio testimone di nozze. Esatto, quindi salutiamo pure lui. Ne approfitto anche per parlare di altri artisti con i quali collabori, perché Lele è uno dei tanti. Abbiamo detto prima Marco Mengoni, altri giovani, per esempio c'è Lorenzo Fragola. Sì. Altro successo, altro Sanremo, altra soddisfazione. Ascoltiamo la canzone e poi ne parliamo, ok? A tra poco.
Ma quanto mi piace anche questa canzone di Lorenzo Fragola, infinite volte, e anche questo brano. Grazie. Festival di Sanremo 2016, questa Sì. volta, Rory Di Benedetto fra gli autori con Lorenzo Fragola, e siamo curiosi di conoscere un po' la storia di Infinite volte. Conosciamo a fondo con gli autori i brani degli artisti, che è bellissimo. Qui ti posso raccontare in realtà quello che poi ha raccontato anche Lorenzo al dopo festival con i giornalisti. Ha detto la verità, che l'idea principale nasceva da Rory Di Benedetto e Rosario Canale. È arrivato il brano alla Sony, lui lo ha ascoltato, gli è piaciuto tantissimo, da lì ha iniziato a lavorarci sul brano, ha lavorato tantissimo intanto lui Ma sul qual è brano. la prima cosa che ti è venuta in mente di Infinite volte? Ma te lo dice anche alla fine, infinite volte o poco più. Cioè, qui parli d'amore, cioè poi il messaggio che noi, soprattutto autori e artisti italiani, è quello di parlare d'amore in tutte le canzoni. Noi siamo un popolo di romanticisti, il romanticismo qui è il numero uno, quindi la prima cosa che pensi è come vuoi trasmettere questo amore in questo momento, anche perché poi l'obiettivo degli autori è quello di riuscire a creare delle cose che debbano poi essere interpretate da chi le canta, che sia un interprete o che sia un autore, ma devono arrivare al pubblico in una maniera talmente fluida e diretta che il pubblico stesso si deve immedesimare in questa cosa. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare delle storie con delle immagini, abbracciando i valori della vita, gioia, dolore, amore, sofferenza, che non siano troppo personali, Certo. perché se sono troppo personali non possono essere vissute da tutti. Quindi la difficoltà è partire magari da una cosa personale, ma la devi aprire al pubblico, e quello è l'obiettivo. E qui pensavi all'amore, come la possiamo fare arrivare quest'amore? E ti dicevo che Lorenzo ha lavorato poi tantissimo sul brano, attivamente sul testo, modificando diverse cose del testo. Lui l'ha raccontata benissimo, poi Lo salutiamo, ciao Lorenzo. Salutiamo Lorenzo, e sta lavorando anche in questo momento su nuove scritture, ed è nato questo brano con Lorenzo, con Rosario, con me, e poi anche c'è il produttore Ferraguzzo, che saluto, e Antonio Filippelli, un altro grande autore. E infatti molti gli hanno criticato questa cosa: ma c'è bisogno di tutti questi nomi per fare un brano? No, lui ha raccontato la storia, nasce così e viene sviluppata in questa maniera. Tu hai fatto un altro nome adesso, che è quello di Rosario Canale, sì, al quale pubblicamente facciamo i doppi complimenti, oltre che per autore, perché... E in bocca al lupo e viva il lupo, perché diciamo febbraio è stato un mese infernale in maniera positiva, perché eravamo insieme, ci siamo visti anche a Sanremo, Sì. abbiamo per l'Ele, e una settimana dopo viene chiamato di nuovo dal programma Amici, dove aveva fatto i casting, entra nel programma, attualmente è lì, e quindi L'avrete visto tifiamo sabato per Rosario Canale. Domani andrà in onda. E domani andrà in onda di nuovo. Quindi anche in questo caso vedrete Rosario, bravissimo autore, ma sì, all'interno della scuola di Amici, secondo come me artista, quindi andrà molto molto bene, perché speriamo. è forte Rosario. E poi, continuando in questo percorso musicale fortunatissimo perché evidentemente molto valido, perché sono tutte hit di successo, andiamo e arriviamo a Marco Mengoni, che è ancora prima, tra diciamo l'altro. che Marco Mengoni è il primo che mi fa partire da autore. Lì è stata una cosa, un'emozione incredibile, perché è il primo artista che ti lancia nel panorama nazionale, e che artista poi. Sì, Quindi. sì. E abbiamo fatto un buon lavoro con Marco, abbiamo lavorato su ben 4 brani in collaborazione anche con altri autori. Hanno deciso di vincolarmi a livello editoriale, ho firmato un contratto di esclusiva io proprio con Marco Mengoni, con la No Comment, che è la sua casa editoriale, e la BMG. Ed è nata questa, adesso torniamo. Libero, mi sento libero. È bellissima. Qua, è bellissima. libertà, che poi è uno dei messaggi che Marco lancia sempre in tutti i suoi concerti. La cosa più bella in assoluto nella vita è sentirsi liberi non dal fatto di non avere una fidanzata, un marito, ma proprio di essere liberi. Ma di esprimere la libertà in tutto, amore, gioia, in tutto quello che vuoi fare. Ecco, questo è il messaggio che abbiamo lanciato qui con Marco e con un altro cantautore siciliano, Maurizio Musumeci, con il quale abbiamo lavorato su questo brano. Poi quando Marco ci ha detto Dinastia, sì, ecco il suo nome d'arte, quando ci ha detto che questo brano diventava il manifesto di tutto il progetto, perché poi si chiama Parole in Circolo, il primo album, dove all'interno del quale proprio non c'era il brano che lui ha inserito nell'album dopo. Bella strategia questa. Sì, è vero. Fantastico, Rory Di Benedetto, complimenti ancora al tuo lavoro, che va sempre più avanti. So che ci sono tante novità
novità che non sveliamo stiamo adesso, lavorando. ecco, stiamo lavorando, però ci saranno tante altre sorprese e tante altre soddisfazioni, ne sono sicura, perché scrivete bene e la dimostrazione sono le classifiche, quindi più di questo. Però parlando di amici e concludendo la nostra bella chiacchierata, orgoglio siciliano chiaramente Rory, però oltre che gli artisti di cui abbiamo parlato, e parlando di amici, ci sono new entry ancora, ci sono nuovi lavori, nuovi progetti, e c'è un'altra ragazza molto brava, giovane, che fa amici in questo momento, che si chiama sabato, Federica. oltre ad entrare a Rosario e a cantare i brani che abbiamo fatto anche insieme, Federica Carta cantava un nostro brano all'interno della stessa puntata. Ascoltiamo un pezzettino di Federica, così noi salutiamo poi Rory, lo ringraziamo. Grazie. Può restare fermi ancora i pregiudizi, che la vita è troppo breve per non riscoprirsi, che possiamo avere un'ultima occasione per restare insieme senza una ragione, ma se non rischi vuol dire che forse in fondo non vuoi. Stammi vicino da togliermi il fiato stanotte. Direttamente dal live. Sì, siete riusciti a prendere il live di Amici, avete scovato che ancora deve uscire il brano. A breve esce. Che queste braccia sono così stanche di respingerti ora, che queste braccia ti stanno aspettando ancora. Queste braccia ti stanno aspettando ancora. Ti avrei voluto dire tante cose. C'è qualcosa che vorresti dire a qualcuno che non hai ancora detto, Rory? Ma questa è una domanda molto particolare. Anche molto intima, devo dire. Non vedo l'ora di poter dire ti amo a un mio figlio. E questo è un messaggio bellissimo che fa emozionare sicuramente, e sicuramente farà emozionare molto anche tua moglie. Sì. Quindi io, Rory, che salutiamo, che adesso è a lavorare. Esatto. Marisa, ciao. Ciao Marisa, io ti ringrazio tanto. Grazie Rory, a tutti, grazie per questa bella chiacchierata. Ci rivediamo prestissimo, tornaci a trovare quando vuoi, ci fa piacere, così parleremo dei tuoi nuovi progetti, dei tuoi nuovi successi. Ragazzi, pronti a mettervi in gioco? Prima di concludere, ieri abbiamo parlato con Francesco Baccini, che ha realizzato un brano contro i talent, contro tutto quello che accade, perché non si fa gavetta, perché secondo questo brano, e secondo anche tante altre persone, facendo subito i talent si bruciano delle tappe. Tu cosa pensi? No, tu hai preso un argomento dove io sono a favore. Okay. Dei talent, a favore dei talent. Lo fate apposta per Brava, par condicio. perché ti spiego, l'evoluzione è questa, sta andando così. Ricordiamoci che tra i più grandi artisti oggi che abbiamo vengono molti dai talent, ma il talent è un percorso di vita, poi l'artista deve riuscire a dimostrare di essere artista dopo, la gavetta se la fa anche dopo il talent, non per forza deve farla prima. Il talent ti può dare l'istruzione, ti può dare dei consigli, come fanno ad Amici, come fanno X Factor, poi sta a te. E ricordiamoci che abbiamo Mengoni, Amoroso, Emma, che oggi dove stanno nelle classifiche? In alto. La musica, la gente vuole questo, punto. È vero. Io ringrazio Rory tantissimo. Grazie, ci ciao vediamo a tutti. presto. Intanto in bocca al lupo per i tuoi progetti e per i tuoi lavori. Continuiamo noi con la musica, ci fermiamo un attimo e poi torniamo. A tra poco. Grazie Rory. Grazie. Ciao. Ciao.